tranquilli. Pronti? Via. L'esperimento che voglio fare si chiama tappare i buchi con la tensione superficiale. I materiali che servono sono un bicchiere, ma in questo caso un barattolo trasparente, una garza, un elastico, dell'olio o dell'alcol, dipende. Appoggiamo la garza sopra l'apertura del barattolo e dopo la fissiamo ben tesa con un elastico. Prima versare l'acqua. Poi mettiamo la garza, fissiamo con l'elastico. Appoggio la mano sopra la garza, giro lentamente, lo capovolgo. Vedo che l'acqua non esce. Però se lo inclino, sì. Adesso farò la stessa cosa però con l'olio. Utilizzerai la stessa garza o la cambi? No, uso sempre la stessa. Sì. Non ne hai portate ancora qua? Cosa? Di garze? Così per sicurezza, scusi, magari ne perdevo uno. Sì. È perché ho voluto sporcare solo un unico barattolo. E non lo puoi fare direttamente su questo? Sì, va bene. Questo è l'elastico. Devo mettere uno. Solo una? Ne metti una, metti doppia? In quella di prima ne avevo messa solo una. Ok, tu l'hai provato a casa, perciò. Ok. Metto la mano sempre come prima sopra la garza e capovolgo. Che cosa notate questa volta? Che io ho notato che all'inizio con l'acqua non cadeva neanche una goccia, invece con l'olio appena due. Ma si è fermato comunque? Sì, alla fine sì, è fermato. Si è fermato. Allora attenzione perché qui ti faccio pulire le mani. Questa qui, che è tutta piena d'olio. Gira questo, giralo, rimettilo dritto. Giralo. Ok. Però io adesso a questo punto userei una garza pulita, non quella con l'olio, giusto? No, pulisciti bene questa mano, usa anche l'altra, metti giù quella. Usa sempre, prendi la garza pulita. Grazie. Però mi sembrano tanto larghi quelli come buchi. Erano così larghi? Vedi te, proviamo a vedere. Sì, in effetti questa è una garza troppo larga come buchi. È troppo larga. Sì, aspetta. Facciamo un attimo. No, io dico solo per le mani. Sì. Questo l'avevi già usato a casa?
mettiamo dentro l'alcol. Sì, anche io facevo così prima. Sì, dai, proviamo, vediamo. Gira. Vedete che rimane? È un po' come l'acqua. Sì. Questa era un pochino troppo larga come buchi. Non è strano, perché quando l'ho tirato fuori dalla bustina. Sì. E poi anche tesa, per cui erano diventati un po' troppo grandi. Allora, quali sono le tue conclusioni? Le conclusioni sono che Sì. l'olio dell'acqua Ti ascolta. rispetto al numero dell'acqua. Sì. Invece quando abbiamo inclinato il barattolo di poco, quando è caduto abbiamo notato che perché le molecole si sono concentrate tutte in un lato e sono cadute. Sì, senti un po', e ci spieghi questo fenomeno della tensione superficiale? In che cosa consiste? Sì, la tensione superficiale sono le molecole che si legano tra di loro, insomma. Che si legano, che si attirano tra di loro? Sì. E come mai si parla di tensione superficiale? Tu sapresti fare un disegnino alla lavagna di che differenza c'è? Che l'avevi anche fatto sul quaderno, di come si mettono le molecoline sulla superficie? Guarda, appoggia pure lì, prendi quella carta, ti asciughi la mano. Che mi brucia. Allora.